pomeriggio gentili telespettatori e buon inizio di settimana. Torna Calcio Napoli 24 Live, consueto appuntamento quotidiano che vi terrà compagnia fino alle ore 14. Come sempre vi ricordo che siamo visibili sul canale 79 del digitale terrestre per le province di Napoli e Caserta e sul nostro canale ufficiale di YouTube. Anche quest'oggi tantissimo mercato, giornata davvero calda soprattutto per un profilo, quello di Dan Ndoye, perché nelle prossime ore è previsto un nuovo summit tra le parti per cercare di chiudere e trovare l'accordo definitivo per l'arrivo del calciatore svizzero al Napoli. C'è un accordo di massima tra il Napoli e l'entourage di Ndoye, va ancora però trovato l'accordo definitivo con il Bologna, che non intende scendere sotto la valutazione di 40 milioni. Il Napoli ha provato a inserire anche la carta Alessandro Zanoli nella trattativa, al momento tiepida la risposta del Bologna, che continua a sperare di incassare i 40 milioni richiesti. Tra un poco ovviamente faremo il punto della situazione, ringraziando Vittorio Bernardo in cabina di regia e il nostro Bruno Galvan alla prima ora dell'ufficio stampa di Calcio Napoli 24 Live. Do il buon pomeriggio a Claudio Russo. Ciao Claudio. Ciao Riccardo, ciao a tutti, eccoci qua. Buon inizio di settimana a te Claudio, che stai mettendo un'ufficialità sul sito innanzitutto, un'ufficialità che però non è calcistica ma cestistica, cestistica, perché il primo colpo è Croswell alla centroamericana, 2,02 m, ex Fenerbahce B, ex Francoforte, l'anno scorso al Nevezis in Lituania, buone cifre, primo colpo dell'era Rizzetta, quindi del Napoli Basket. Domani ore 14 la presentazione, la conferenza stampa, la presentazione del progetto Napoli Basketball con il nuovo presidente Matt Rizzetta, suo socio Daniel Doyle, ci sarà Alessandro Magro, il nuovo coach del Napoli Basket. Diciamo che mercoledì nella seconda ora sarà anche il nuovo logo, tra l'altro il nuovo logo probabilmente, però mercoledì poi le immagini ve le mostreremo durante il CN24. Apriamo anche parlando di basket, noi spaziamo su tanti sport, che è arrivata proprio adesso, è arrivata proprio in questi hanno aspettato noi, mettiamola così. Esattamente, ma loro già sapevano anche la nuova dirigenza del Napoli Basket. Veniamo al Napoli Calcio, ovviamente Claudio, il focus centrale in questo momento, poi dopo parleremo anche dell'Under 21 che ieri eliminata a testa altissima alla Germania, non poche polemiche arbitrali, un gioiello di Giuseppe Ambrosino su calcio di punizione. Tra l'altro vi confermiamo l'interessamento del Cagliari per quanto riguarda Ambrosino, che si sente pronto per un'esperienza in Serie A. Claudio, partiamo però da Ndoye, perché arrivano degli aggiornamenti da Radio CRC per quanto riguarda l'esterno del Bologna, confermato summit Napoli-Bologna in queste ore per Ndoye e anche per parlare di Böke, ma gli azzurri hanno il sì di entrambi i calciatori. Vediamo quello che viene riportato da Marco Giordano a Radio CRC. Confermato l'incontro tra Napoli e Bologna, si svolgerà a pranzo tra i due club, quindi in questi minuti, se ci saranno aggiornamenti ovviamente ve li forniremo in diretta. Il Napoli si presenterà con il forte desiderio, ma anche con accordi da limare ma già impostati in entrambi i casi, di arrivare alla fumata bianca sia per Ndoye che per Böke, ma la valutazione di Böke è tra i 25 e i 30 milioni, quella di Ndoye è vicina ai 40, come vi dicevamo in questo momento solo valutazione alla quale va sottratto il cartellino di Zanoli, che piace, ma al momento il Bologna vorrebbe solo cash, quindi senza inserimento di contropartite. Claudio, ti chiedo, questo doppio eventuale colpo dal Bologna, Ndoye e Böke, ma al Napoli, sono due calciatori come vedresti nello scacchiere di Antonio Conte? Beh, Sam Böke sicuramente è un giocatore che per me rappresenta un'assicurazione su Alessandro Buongiorno, da una parte, visti i problemi fisici che hanno attanagliato il centrale italiano, ed è anche un'eventuale assicurazione su Amir Rrahmani, di cui abbiamo raccontato già nelle scorse settimane, di come ci siano degli interessamenti dall'estero, dalla Premier ma anche dall'Arabia Saudita per il kosovaro, se decidesse di porre fine alla sua avventura in azzurro. Per quanto riguarda Dan Ndoye, l'esterno che mi fa impazzire personalmente è che nell'ambito di un 4-3-3, di un 4-2-3-1, poi i numeri lasciano il tempo che trovano, andrebbe a inserirsi nel gioco delle coppie degli esterni del Napoli, che per Antonio Conte potrebbero prevedere due esterni con delle caratteristiche più offensive, come David Neres, come Chiesa, come Sancho, per fare alcuni nomi,
E per quanto riguarda Ndoye, sarebbe uno di quei due esterni con Politano con delle caratteristiche più dedite magari al sacrificio Si difensivo. può parlare di alter ego di Politano? Sì, secondo me Ndoye? sì. Secondo me sì. E potrebbe essere un colpo come alternativa a Politano, di cui poi leggevamo la possibilità anche stamattina, possibilità di allungamento del rinnovo, lo contratto. andiamo anche a leggere. Però quello che facciamo gli sta- auguri a Matteo Politano. Ma che ci arriviamo, si è poi. sposato, abbiamo visto anche le immagini, c'era anche Aurelio De Laurentiis, tanti azzurri scatenati ovviamente in una bellissima location, una splendida location in quel di Massa Lubrense, quindi è arrivato il matrimonio di Matteo Politano con la sua Alessandra, quindi noi facciamo tanti auguri a Politano e tra l'altro il regalo di nozze di De Laurentiis, a prescindere dalla busta o no se è stata fatta dal presidente De Laurentiis, potrebbe essere il rinnovo di contratto a Politano. Andiamo a leggere le ultimissime che arrivano da Tutto Sport, che spiega come alla base di tutto ci sia una promessa dello stesso De Laurentiis al calciatore. Tra gli invitati principali c'era appunto il numero 1 del club azzurro, pronto a celebrare nelle prossime settimane anche un altro matrimonio, quello ulteriore tra l'esterno offensivo ed i campioni d'Italia, che possono quindi prolungare il contratto fino al 2028. L'ultimo rinnovo era arrivato un anno e mezzo fa, quando gli arabi dell'Al-Shabaab avevano offerto uno stipendio da 7,5 milioni a stagione per convincere l'ex Inter a volare in Saudi Pro League. Niente da fare, i soldi non fanno la felicità, secondo Tutto Sport. Io dissento in qualche modo, Claudio, e alla fine per Matteo hanno prevalso le ragioni del cuore, in tutti i sensi verrebbe da dire. Un feeling ricambiato con De Laurentiis, che si è manifestato pubblicamente con la partecipazione del presidente al matrimonio del calciatore, occasione nella quale è stata ribadita la promessa di un prolungamento da sottoscrivere nelle prossime settimane. Insomma, per Politano un matrimonio tira l'altro. Tra l'altro De Laurentiis a tavola con l'agente di Politano, Mario Giuffredi. Mi piace immaginare, sai, al momento, sai come succede nei matrimoni, i discorsi che conosciamo. No, invece del discorso, sai, il momento in cui ti avvicini allo sposo, gli dai la busta, non sì. la fa vedere, che sembra. È uno, immagino De Laurentiis Col che si avvicina a contratto. Politano, guarda, sappi che metti ti una voglio firma tenere qua, ancora. metti una firma qua. Rinnovo però meritato di Politano, secondo me, Claudio, per quello che ha fatto vedere in queste stagioni, perché anche lui era un po' finito in un turbinio di critiche, soprattutto l'anno scorso, quello complicato ovviamente del 10° posto, seppure era stato secondo me tra i pochissimi a salvarsi. Ecco, Matteo Politano secondo me ha consacrato un po' la sua carriera venendo qui a Napoli, perché di stagione in stagione questo calciatore è riuscito ad alzarla l'asticella e adesso è un punto fermo per il Napoli di Antonio Conte, e secondo me lo sarà anche per l'Italia di Gennaro Gattuso. Sì, assolutamente sono d'accordo. Politano, per quanti anni abbiamo immaginato Matteo Politano, dicevamo uno come gli altri, uno che ha giocato in Serie A perché c'erano 20 squadre e quindi c'era spazio anche per lui. No, questo è stato fino a 3 anni fa. È vero. Perché poi il rendimento di Politano da quando con Spalletti dopo il primo anno c'era stato un minimo di visione diversa sulle idee, c'è stata condivisione e Politano ha alzato il rendimento medio delle sue partite. Io ti dico che sono curioso anche di tirare in ballo la chat. In valore assoluto, Matteo Politano, ti faccio un nome che è tornato in Serie A. Ha avuto un impatto maggiore Matteo Politano o Domenico Berardi? Questo è una... In tutti... Tu lo sai che è un debole per Mimmo Berardi. Però ho pensato a lui anche come una questione di ruolo. Sì. Se oggi chiedessimo chi ha lasciato un segno più tangibile, Politano o Berardi? In questo momento Politano. Fino a 3 anni fa non avremmo mai fino detto. Fino a 3 anni fa ovviamente Berardi, avremmo detto. E allora lì è anche la crescita del giocatore. Uno dice sempre i giovani. Giustissimo farli giocare se forti. Però i giocatori possono crescere anche a metà carriera. Cioè ragazzi, Politano comunque va per i 32. Sì. A 32 anni sei uno nella che- seconda fase della È carriera. uno che si è legato al Napoli. È uno che si è legato al Napoli e lui già ha un contratto fino al 2027. Quindi arriverà alla soglia dei 34 anni. Allungarlo per un'altra stagione fino al 2028, fino all'alba dei 35, è praticamente... vuol dire che tu hai Dico che la rinnovato chiudi a vita. Napoli la carriera, però praticamente sei lì. Cioè, se Politano volesse concludere la carriera in un'altra società,
sarebbe comunque a Napoli. A Napoli ha vissuto il momento più importante della sua carriera. Sì, ma non solo per i trofei vinti, No, ma proprio per la l'impatto qualità che di ha calcio che secondo me ha espresso Matteo Politano. Poi insomma l'abbiamo visto ormai l'unione con la città di Napoli, napoletano acquisito, si è sposato anche una napoletana. non Matteo so se abbia Politano. comprato casa, però comunque Non so se è comprato, però credo la moglie sì, è la napoletana, moglie è napoletana. le radici sono qui. Esattamente, lui che è tifoso della Roma, è romanista tifoso della Roma, ce Lui lo ricordiamo. doveva tornare alla Esattamente. Roma con E c'era- Spinazzola all'Inter. C'era anche la doppia visita medica con tanto di sciarpa della Roma. Sarebbe curioso. Poi gli sliding doors del calcio. Chissà se tra i due, che poi sono molto amici, chissà se tra i Se due ne hanno mai parlato. Ma penso proprio di sì, l'abbiamo visto Spinazzola che praticamente fa le vacanze insieme, al matrimonio era scatenato anche lui, sono davvero molto, molto uniti. Questo è anche un po' il segreto, un po' di pulcinella di questa stagione del Napoli, cioè la coesione che si è riuscita ad avere in uno spogliatoio che doveva essere rifatto da zero. Io penso, e ne abbiamo parlato spesso Claudio, secondo me il primo grande merito di Antonio Conte è stato quello di riuscire a ricompattare e di ricreare un'armonia all'interno del gruppo spogliatoio del Napoli, che poi è fatto di tante individualità, per carità, anche di tante personalità diverse, però lì dentro, tra le mura di Castelvolturno, Antonio Conte è riuscito, secondo me, a riportare una coesione che poi è stata, diciamo, il primo passo per raggiungere quello che poi è stato il grande obiettivo centrato dello scudetto, obiettivo che poi è divenuto obiettivo nel corso della stagione, ma che inizio stagione probabilmente non lo era. Vedi, anche sulla chat dice Luciano Mancino, non c'è paragone assolutamente tra i due Politano rispetto a Domenico Berardi. Salutando la nostra chat di YouTube, la Salvatore Onina, Daliene Oriani, tra un poco veniamo a leggere i vostri messaggi, le vostre considerazioni. C'è anche Kevin De Bruyne nella chat, KDB, direttamente. Forza Napoli, vedi. Dice speriamo bene di chiuderli entrambi, sia Andoia che lo stesso Ma Sam. ho una domanda. Anche due. Hai ringraziato il Napoli? Io volevo arrivare a questo tra un poco, Claudio, perché volevo iniziare un pochino col mercato, poi per chi non l'avesse visto adesso ci andiamo. Parliamo del mercato del Napoli. Sul sito del Anzi, a media si parla solo di Conti, De Laurentiis e non abbiamo nominato Manna, perché insomma a un certo punto, proprio era sabato, 19 durante il matrimonio di Politano, ragazzi, 19 e 28 di sabato 21 giugno. Ecco, esattamente. Arriva improvvisamente, si accende il telefono, arriva una notifica del comunicato stampa. Ma che succede? Che devono annunciare? Non era un giocatore, perché il giocatore lo annunciano però lo annuncia De Laurentiis. O la cessione l'annuncia il giocatore Nathan al Betis Siviglia. Arriva comunicato stampa. Per chi non l'avesse letto, Vittorio, andiamo al touch. E non era nemmeno uno sponsor, perché lo sponsor lo annunciano con le grafiche. Arriva questo comunicato. Sabato sera il Napoli ringrazia i giornalisti, i capi redattori e i direttori di tutti i media per l'attenzione verso la società. E ci mancherebbe. Ci teniamo però a sottolineare che è sempre unicamente il caps lock, tutto maiuscolo, Napoli, che fa il mercato e non unilateralmente il presidente o il direttore sportivo o l'allenatore. De Laurentiis, Manna e Conte condividono le scelte, ma è, di nuovo tutto maiuscolo, il Napoli che fa il mercato. Fine comunicato stampa. Claudio, quando hai letto questo comunicato, che hai pensato? Che erano alla festa di Politano, che stavano brindando, che hai pensato alla lettura di questo comunicato? Non so dirti, se oggi tu mi chiedessi, secondo te questo comunicato è più farina del sacco di De Laurentiis, di Manna o di Conte? Io non ti so dire chi possa esserci, chi abbia dato il via alla pubblicazione di questo comunicato, perché ogni nome potrebbe avere delle ragioni. De Laurentiis potrebbe, uno può dire questo comunicato è di De Laurentiis perché sui quotidiani la mattina vediamo Conte vuole X, Conte vuole Y, Manna è in viaggio per firmare Z. E quindi De Laurentiis che può pensare, però sono io che metto i soldi. Da decenni e decenni che funziona. Però negli ultimi 12 mesi De Laurentiis non è questo qui. Assolutamente. Manna non è che colpa ne ha Manna se è lui giustamente che fa il mercato e se ha il metodo di andare a parlare da vicino con gli agenti di Quadro, con il Siviglia. Se c'è l'immagine di Manna che entra nella sede del Siviglia e si scopre che il Napoli vuole Quanlo,
Cioè, se Manna stamattina Ok, incontra gli agenti di Ndoye, si può dire Manna è a Siviglia, però mi sembra collegato. Il Napoli vuole Quallo, non è che Manna va a comprare Quallo perché lo ha chiesto Conte chiedendo il permesso a De Laurentiis. Poi È abbastanza sottintesa la cosa. Poi Conte, come dire, in modo da abbassare, non so, le aspettative, abbassare la sua figura, ma c'è bisogno di un comunicato, non credo che sia una cosa... Non l'ho capito molto, cioè solitamente magari c'è un comunicato di smentita, vedi, dall'Inghilterra riportano che De Bruyne spinge per avere Grealish al Napoli, falsissimo direbbe qualcuno, il Napoli può intervenire dicendo signori, noi Grealish, ma non è vero. Escono delle dichiarazioni di Manna in Turchia ad un giornalista turco, il Napoli per vie traverse, diciamo così, ci contatta e ci dice ragazzi guardate che, ovviamente non solo noi, i giornalisti del panorama calcistico napoletano, ragazzi queste dichiarazioni non sono vere, Manna non ha mai parlato. Che poi noi possiamo anche pensare, quando c'è la smentita è sempre una doppia, è sempre una conferma. Una volta uscivano anche degli audio sul giunto di... La posizione del Napoli è questa. C'è la presiposizione del Napoli, noi riportiamo la presiposizione del Napoli. Che poi su una determinata notizia. E poi quella frase data a Manna su Sancho era comunque la linea generale. Cioè... No, assolutamente, ma lo sappiamo quelli che sono poi i paletti del Napoli. Napoli Sancho non paga lo stipendio attuale, come non paga quello di De Bruyne. Esattamente, quindi è molto semplice. Il fatto che si vada a fare un comunicato generico mi ha quantomeno spiazzato, mettiamola così. Sì, perché non so dirti, cioè, perché? No, anche che non mi sembra che siano uscite notizie... No, infatti il problema è quello, fin quando vai a smentire una notizia, il Sun dice il Napoli vuole Grealish, il Napoli dice sentite, ma Grealish non è vero che il Napoli vuole Grealish, né tantomeno è vero che De Bruyne chiede Grealish al Napoli, ci sta pure, io lo capisco anche. Andare così genericamente, dogoglio mi sembra un po'... non dico fuori luogo, ma spiazzante. Poi, no, anche perché il Napoli ha avuto una linea di comunicazione eccezionale nell'ultimo anno, sicuramente. Nell'ultimo anno, sì, nell'ultimo anno. Questo comunicato mi ricorda un po' certe uscite di De Laurentiis. Non sa nemmeno chi è il signor Cucurella, dormiva alle 4 di notte. Quello lì è solo JP Morgan. Allora, diciamo le 5 note più belle del Napoli. Le 5 note più belle del Napoli è i cinesi. Anziché i cinesi. JP Morgan di De Laurentiis, che fu bellissimo. Scrivetecelo anche voi in chat. Quello di il signor Cucurella, non sappiamo neanche chi sia, eccetera eccetera. Siamo a 3. Io ti dico la quarta nei confronti di un pezzo del Guardian di una decina d'anni fa, con un comunicato in cui il Napoli metteva in mezzo anche il programma televisivo Geordie Shore di Newcastle. È verissimo, questo l'avevo dimenticato. Guarda, io non so se può considerarsi il treno per Yuma un comunicato ufficiale. Lì è stata la più grande... Il treno per Yuma pure fu la cosa più divertente degli ultimi anni. E la quinta cosa, ti dico, forse... il meteorite. No, neanche quella fu una frase di Nicola Lombardo. No, io ti dico il comunicato firmato da De Laurentiis contro Gonzalo Higuaín al momento della cessione, con una serie di punti in cui metteva in dubbio tutto. L'unica cosa che non mi sta in mezzo fu la virilità. Esatto. Ragazzi, scrivete, cioè se ricordate qualcos'altro. Noi ovviamente non è un modo c'era un'altra cosa, ma non è un modo una cosa molto antipatica. Non è che uno vada ad attaccare la società o altro, eccetera, cioè questo è uno scambio di opinioni che stiamo facendo. L'abbiamo anche detto, il Napoli, secondo me dal punto di vista comunicativo nell'ultimo anno merita solamente grandi applausi per la crescita che ha avuto il Napoli. Questo comunicato mi è sembrato un po' far fare un passo indietro, ma non per il comunicato in sé per sé, ma perché non si è proprio capito la necessità, dove va a parare questo comunicato. È normale che quando si parla di De Laurentiis in trattativa con Tizio, Caio e Sempronio si intende il Napoli, Conte si intende il Napoli, Manna si intende il Napoli, è normale, sono tutti quanti parte della società sportiva Calcio Napoli e quindi magari per comodità si fa anche per ottimizzazione, magari nei motori di ricerca si scrive Conte, De Laurentiis e Manna, ma è ovvio che si intende il Napoli, quindi questo è giusto perché per chiosare, però era necessario, Claudio, andare a rileggere questo comunicato, insomma, di
arrivato di sabato sera. Vogliamo parlare un poco, a proposito di comunicati, di cose un po' più importanti, oltre ai comunicati sulla stampa, perché Victor Osimhen, insomma, è tornato a parlare, ha detto: al momento non penso al futuro, penso alle mie vacanze. Si è capito che il mondiale per club non lo voleva fare nella maniera più assoluta, e intanto il Corriere dello Sport annuncia: né Liverpool, né Juventus, né Galatasaray. L'Al-Hilal torna alla carica con un'offerta monstre per Victor Osimhen, 160 milioni di euro in 4 anni, Claudio, cifre pazzesche, pronto a pagare la clausola del nigeriano al Napoli 75 milioni. Cosa manca? Il sì di Osimhen, perché nel frattempo il Galatasaray spinge ma non arriva alla clausola con il Napoli, chiede e dà un ultimatum a Victor Osimhen. Claudio, se diciamo che questa settimana, visto che siamo al 23, potrebbe essere quella decisiva per il futuro di Osimhen, secondo te ci andiamo lontani, oppure con Osimhen meglio non dare date o altro perché non si sa mai? Allora, sto andando a vedere un attimo le date del mercato arabo della Saudi Pro League, perché la Saudi Pro League le date, scusami, apre il 18 luglio e chiude il 2 settembre. Ok. Quindi la curiosità è capire, cioè messa così, Victor Osimhen, se questa pista Al-Hilal si concretizzasse, sarebbe da prorogare fino al 18 luglio, e quindi Victor Osimhen sarebbe dispensato dal raduno a Castelvolturno e dal ritiro No, anche perché Claudio, ce lo chiedono in tanti, dico, ma se non dovesse essere venduto entro tot date, ma è possibile che possa far parte del Napoli l'anno prossimo, un reintegro di Osimhen in squadra, eccetera, eccetera? Ragazzi, noi continuiamo a dirvelo, continuiamo a farlo, ovviamente si dice no, Osimhen non farà parte del Napoli, la volontà del calciatore è andare da un'altra parte, la volontà del Napoli è cederlo e incassare 75 milioni. Se oggi dovessimo sbilanciarci su una cosa al 99%, oltre a dire il Napoli cederà Cagliusta e Lindstrom, perché in lista fanno... Tra l'altro su Lindstrom stiamo provando a lavorarci, perché si è parlato di Bologna, in questo momento da quello che ci arriva c'è un interessamento di un paio di squadre di Serie A, anche il Parma preferirebbe la pista estera Lindstrom, anche perché ha un ingaggio abbastanza alto. Stamattina abbiamo lavorato un pochino qui in redazione, ogni tanto ci capita su Lindstrom. Insomma, ad oggi l'eventualità Bologna non c'è stata data come concreta, almeno ad oggi. C'è la possibilità Parma, anche lì non concreta. La volontà del calciatore sarebbe proseguire all'estero, quindi o trovare squadra in Premier League nuovamente, oppure tornare in Germania. Anche qualche timido sondaggio da parte di qualche squadra, ma non ci è stato rivelato il nome, c'è stata. Ad oggi però la volontà è del calciatore e ovviamente il Napoli cercare di incassare con il Napoli, che questa volta vorrebbe quantomeno concretizzare la cessione. Quindi che cosa vuol dire? O titolo definitivo o un obbligo di riscatto. Sì, che lui prende il 2003. Esattamente. 2003 nel contratto Napoli. In scadenza nel... te lo dico subito. Andiamo anche a vedere quelle che sono. Allora, io sto vedendo da capo. Lui diciamo il contratto fino al 2028. 2028, quindi ancora lungo. Ha firmato un quinquennale e a bilancio lui è stato pagato, mi pare, 25 milioni. Sì. E quindi il 70% già è stato ammortizzato. Gli resta il 30%, che sono poco più di 8 milioni. E che più o meno in questo momento così, il Napoli è la cifra che vorrebbe incassare, siamo sotto i 10 per non milioni. Andare a zero. Per non fare minusvalenza su Esattamente. Quindi il Napoli ad oggi, per le società che si sono interfacciate, il Napoli vorrebbe un obbligo di riscatto, una cessione a titolo definitivo. Ripetiamo quello che vi abbiamo detto: in questo momento c'è la pista Bologna, che però, mettiamola così, interessamento sondaggio, così come il Parma, ci dicono anche qualche altra squadra di Serie A. La priorità del calciatore però pista estera, o Premier League o Bundesliga. Questo ciò che ci hanno rivelato per quanto riguarda il futuro di Jesper Allora, Lindstrom. te lo dico subito, Lindstrom quanto pesa a bilancio nel Napoli. Lui è stato pagato 30 milioni a bilancio. 30 milioni, ammortizzati i primi 12 milioni l'anno scorso, quindi quest'anno già valeva 18. Esatto. Ammortizzato un altro 30% e quindi altri, aiutami, 6 milioni.
quindi stiamo sotto i 20 praticamente, poco sotto i 20 milioni. Diciamo, il 70% vale 7 milioni di euro. Sì. Vale 7 milioni di euro e... Siamo più o meno lì, su quelle cifre lì che la questione è se il Napoli accettasse un'offerta da 8 milioni di euro per Jesper Lindstrom, il Napoli a bilancio farebbe una plusvalenza, giusto per far capire, perché poi uno dice hai pagato 30, hai ceduto a 7, l'obiettivo 8, del Napoli ci hai perso 20 milioni. non è fare plusvalenza, quantomeno non fare minus. No, qua è cederlo. Esatto. La realtà è cederlo. Il Napoli cedere vuole lui cederlo. come Il altri discorso giocatori. simile anche per Cajuste, Ma sì, anche lo stesso Ngonghe. Sì. Ngonghe comunque hai ammortizzato il 70% di 21 milioni. Comunque ti vale sui 7-8 milioni. Infatti per Ngonghe il Napoli aprirebbe in questo momento anche al diritto di riscatto. Sì, perché poi se lo presti comunque ammortizzi un anno. Il Napoli apre lì per il diritto e non l'obbligo. Con Lindstrom una situazione relativamente diversa, come vi abbiamo spiegato anche per quanto riguarda il discorso dell'ingaggio. Il Napoli per Nathan ha fatto una grande plusvalenza. Napoli ha fatto plusvalenza con il diritto di riscatto. Napoli ha pagato 9 milioni e mezzo 2 anni fa. Ammortizzato il 70%, hai ammortizzato 6 milioni e mezzo. Esattamente, e l'hai rivenduto a 8 poi. L'hai rivenduto ai 8, ci hai fatto 4-5 milioni di plusvalenza. Che più o meno poi quella cifra lei sei andata a reinvestire per Marianucci oltre. Sì, vabbè, lì noi parliamo solo di cartellini, c'è anche lo stipendio, perché lo stesso Victor Osimhen, se il Napoli domani lo vende a 5 milioni di euro, teoricamente tu fai plusvalenza. Poi uno dice, ma Victor non può rimanere a Napoli. La realtà è che poi ha un costo al Napoli di circa 20 milioni di euro, perché tu devi pagargli lo stipendio all'ordo, che poi con l'ordo arrivi. Noi sappiamo che lo stipendio base di Victor Osimhen è 7 milioni e 2. Con dei bonus e i diritti d'immagine lui arriva a 11. Perché l'anno scorso il Galatasaray disse, no, proprio dato che il Galatasaray in Turchia le società devono comunicare le cifre, il Galatasaray disse noi quest'anno gli paghiamo un ingaggio da 6 milioni di euro. E dato che il Napoli gli pagò già luglio e agosto, era facile fare il conto e quindi l'ingaggio base era di 7,2. Se arriva a 11 con i bonus e i diritti d'immagine molto semplici, e non sappiamo se ci sia nell'opzione di rinnovo del Napoli un aumento dell'ingaggio. Questo è da capire, però segreto più totale intorno a quelle che sono le è uscita questa questione dell'opzione. Si parla di un ulteriori 2 milioni di aumento. Ragazzi, ma il Napoli va bene, sì, 300 milioni di spesa, De Bruyne, lo scudetto, Lukaku, ma il Napoli non paga 1 milione di euro al mese a un giocatore. Nella maniera più assoluta. Ne paga mezzo milione a... No, ma Claudio, è innegabile che in questo momento la cessione di Victor Osimhen sia, non so se la priorità, perché poi il Napoli comunque, a differenza di quanto è successo l'anno scorso, il Napoli comunque si sta muovendo per gli acquisti. Il Napoli l'anno scorso ha temporeggiato in attesa di capire se si concretizzasse la cessione di Victor Osimhen. Poi nelle ultime ore di mercato il Napoli è andato ad ufficializzare l'arrivo di Gilmour, l'arrivo di McTominay, l'arrivo di Lukaku e contestualmente la partenza in prestito di Victor Osimhen. Ecco, il Napoli quest'anno è sicuro di riuscire a vendere Victor Osimhen e per questo si sta portando avanti con quelle che sono le trattative. Abbiamo visto Marianucci, abbiamo visto De Bruyne, quest'oggi giornata chiave, incontro con il Bologna per parlare di Ndoye e dello stesso Bocche, ma vedremo quelli che saranno gli aggiornamenti. Penso che proprio in questi minuti si staranno sedendo a pranzo. Sì, 12:39, forse a Milano è più ore d'aperitivo. Ma più o meno, dai, a Milano poi dipende da quanta fame c'hanno. Sai quanto vale a bilancio Victor Osimhen? Quanto vale a bilancio ad oggi Victor Osimhen? È il 3% dei 76 milioni messi a bilancio. Vedi? Fate un po' il conto. Tra l'altro, Claudio, più tardi nel corso della seconda ora parleremo anche di un aspetto che rischia di rivoluzionare il calcio italiano, ma non solo. Una battaglia vinta da De Laurentiis con quello che è il nuovo decreto per lo sport, l'ampliamento del limite dei contratti che possono passare che mi sembra, fino ad 8 anni, e questa è una grande battaglia portata avanti da De Laurentiis e da Lotito. Più tardi poi ne parliamo con chi ovviamente mastica anche meglio di noi la materia, ci mancherebbe. Perché una cosa del genere è successa già in Premier. Esattamente. Però la UEFA ha dei caratteri diversi. Sulla questione del fair play finanziario, la UEFA ti permette comunque di fare un ammortamento quinquennale. Sì. E allora c'è anche da capire come si sposano le due cose, come conviene acquistare i giocatori. Esatto. Perché poi se lo fai in 8 anni
tecnicamente le altre società che In 8 anni come cambia il piano d'ammortamento del Napoli poi? quello è da capire, perché le altre società ammortizzano in quote uguali, per esempio un quadriennale 25% per 4 anni, in 8 anni diventerebbe il 12,5%. Esatto. Quote del Napoli, come fai non lo so, No, sarebbe... perché se il Napoli il quadriennale fa 40, 30, 20, 10. E allora uno come può immaginare ha trasportato su 7 anni? Fai 30... È ovvio che la quota in qualche modo la devi diminuire, la devi dilazionare, a meno che non fai tutto nei primi anni e poi gli altri anni non non sto provando, ammortizzi. sai, a fare quelle cose tipo 25, 25, 20, 15, 10, 5, no, Non ti trovi neanche, a meno che non scendi poi al 3%. no, dovremmo fare una cosa del genere. Eh. Boh. Da capire, 6, da 9, capire. 12, boh. Da capire, Vediamo. da capire. Tra un poco parliamo ancora di mercato. Prima però, Claudio, ci andiamo a vedere brevemente Antonio Conte, perché Sì. ha parlato Antonio Conte, ha parlato di Arrigo Sacchi, in un premio per Arrigo Sacchi, insomma, lo stesso Antonio Conte ha svelato un paio di retroscena e qualche minutino, insomma, e ha svelato anche di come la presenza di Arrigo Sacchi sia stata poi fondamentale per la formazione della carriera di Antonio Conte. Ci andiamo a sentire un attimo le parole del tecnico del Napoli, giusto un paio di minuti, poi torniamo in diretta per tornare a parlare di calciomercato, perché ci sono tante notizie da discutere insieme. Non dico convincere, però di portare i giocatori ad attuare quel tipo di idee, ecco. E se si è convinti, se non lo capiscono poi alla fine vai, ma non in percussione fisica, assolutamente, ma continuando a fare movimenti su movimenti e finché uno poi non lo impara, perché se non lo capisci a livello intellettivo lo devi fare a livello meccanico. Questo che faceva il mister ed è stato per me sempre un grande maestro. Io ho avuto la fortuna vi racconto un aneddoto, perché prima parlavamo del primo anno del mister, quando si parlava del Milan, che i primi tempi non sono stati semplici. E mi ricordo che il Milan venne a giocare con l'Espagnol a Lecce perché aveva il campo squalificato, e praticamente arrivarono molti giorni prima e il mister chiese a Lecce se c'erano dei giovani bravi da mandare in modo che potevano poi integrarsi ai calciatori del Milan. Ecco, io ero uno di quei ragazzi giovani, avevo 15 anni, che sono andato ad allenarmi a Veglie, mi ricordo alla Lascaveglie, con il Milan del mister. Diciamo che da lì è iniziato un pochettino il conoscere il mister. Allenarmi con loro, con i giocatori del Milan, fu qualcosa di incredibile. Poi negli anni ho avuto il piacere poi in nazionale di essere allenato da un maestro, da una persona che ha cambiato sicuramente il calcio in Italia e anche a livello mondiale. Le parole di Antonio Conte alla presentazione del film su Arrigo Sacchi, queste le dichiarazioni del tecnico partenopeo. Claudio, mi dicevi che è stato definito il tabellone per l'edizione 25-26 della Coppa Italia. Ancora non è ufficiale, però già possiamo iniziare a dare. Sappiamo che i numeri del test di serie, la numero 1 è il Bologna che ha vinto la Coppa Italia, e poi si va in ordine di classifica. Poi c'è il Napoli perché c'è anche il ranking. Allora, stavo cercando il tabellone, eccolo qua, quello che dovrebbe essere il tabellone dell'edizione 25-26 della Coppa Italia. Eccolo qua, Bologna che andiamo direttamente come parte sinistra e destra, sopra e sotto. A questo punto, andiamo i nomi sono molto piccoli. Il Napoli lo vediamo qua, Claudio. Eccoci qua. Il Napoli, testa di serie numero 2, incontrerà gli ottavi. Esatto. Una tra Monza, Frosinone, Cagliari, Avellino e Audace Cerignola. Uno lo di so che vorresti fare l'Audace Cerignola. Bellissimo. Anche solo per metterlo nel titolo del primo piano, l'intero Audace Cerignola, che così si chiama. Bellissimo, Claudio, lo vorrei fare. È ovvio che in questo momento la favorita qui dovrebbe essere il Cagliari, però sappiamo che può succedere. L'eventuale quarto di finale sarebbe con la Fiorentina. Però c'è anche il Como, C'è Como sul Tirol vedi, e Sassuolo Catanzaro. Vedi, ci sono Como, però in quel caso la Fiorentina andrebbe ad affrontare quindi una tra Sassuolo e anche sul Tirol Catanzaro, vediamo, però Como Sassuolo agli ottavi per quanto riguarda la Fiorentina. Quindi questo è il lato basso della parte del tabellone del Napoli. Nella parte di tabellone del Napoli ci sono anche Roma e Inter, oltre a Verona, Venezia,
Torino, Modena, Pisa, Cesena, eccetera, eccetera. Diciamo che sopra avremmo i possibili ottavi Inter Verona e Roma Torino. Esattamente. Teoricamente potrebbe essere Inter Verona, Roma, Torino, mettiamo Fiorentina, Como e Napoli, Cagliari. Questi potrebbero essere gli ottavi di Coppa Italia. Dall'altra parte le altre, come vediamo qui, l'Atalanta, c'è un eventuale quarto di finale con la Juventus, poi Bologna che ovviamente è testa di serie numero 1 e la Lazio che rischierebbe di affrontare il Milan, perché ovviamente la mina vagante era il Milan. Infatti sono Milan-Bari, la riedizione di Napoli-Modena dello scorso anno. Milan-Bari, quindi vedremo, questo però è il probabile tabellone della Coppa Italia 25-26. Noi invece, ringraziando gli amici di Calcio e Finanza che ce l'hanno fornito, torniamo al telefono, anzi andiamo al telefono per parlare di mercato del Napoli e non solo, ringraziando e dando il buon inizio di settimana al collega Giovanni Scotto del Roma. Ciao Giovanni, come stai? Eccoci, buongiorno a voi, sto bene? Ciao Giovanni, buongiorno. Buongiorno a te. Buon inizio di settimana. Anche a te ovviamente Giovanni. Può essere la settimana di indoie quest'oggi abbiamo visto ci sarà un nuovo summit tra il Napoli e il Bologna, ovviamente c'entra anche il nome di Böke, ma caduto. Quest'oggi abbiamo un po' di problemi per quanto riguarda la connessione, ma ci proviamo Claudio e facciamo anche una preghiera a coloro che si occupano di quelle che sono le linee telefoniche di zone di Calcio Napoli 24. Va bene Vittorio, ma andiamo di link che forse è meglio, dovrebbe essere più stabile. Detto questo ragazzi, tra un po' gli aggiornamenti anche su Ndoye, ne parleremo con il nostro Giovanni Scotto, perché quest'oggi è una giornata chiave. Ieri Ciro Venerato si è sbilanciato su Ndoye dicendo che alla fine sarà e diventerà un calciatore del Napoli, confermato sia dal Napoli che dal Bologna. In settimana ci sarà questo vertice decisivo. Il Bologna però deve scendere un pochino da questi 40 milioni di richiesta che il Napoli considera eccessivi. Il Bologna chiede 40 milioni perché il 15% della rivendita andrebbe al Basilea. Esatto. La UEFA sulla questione, torno un attimo sull'ammortamento dei contratti da 8 anni. Lo so che ti piace la l'approccio della UEFA era nei confronti del Chelsea che fa contratti anche di 10 anni, cioè o andava un contratto di 10 anni. L'ammortamento del cartello del giocatore sarà limitato a 5 anni al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i club e migliorare la sostenibilità finanziaria. In caso di proroga del contratto, l'ammortamento può essere ripartito sulla durata del contratto prorogato, ma fino a un massimo di 5 anni dalla data della proroga. Quindi per quanto riguarda il fair play finanziario. Per il fair play finanziario c'è comunque il paletto dei 5 anni in questo caso. Quindi tecnicamente soltanto per il fair play finanziario e non per i contratti, il Napoli il quinquennale farebbe sempre 40, 30, 27, 3. Quindi non è che poi un giocatore se lo cedi puoi decidere su quale quota ammortizzare, no. Fai la plusvalenza del paese in cui abbiamo ripristinato il collegamento con Giovanni Scotto, al quale do nuovamente il buongiorno. Ciao Giovanni, ben ritrovato. Eccoci qua. Buongiorno di nuovo. Ti sentiamo perfettamente. Può essere la settimana di Ndoye, questo ti chiedevo. Quest'oggi sarà un nuovo summit tra Napoli e Bologna, senza dimenticare anche il nome di Böke, ma nella trattativa quali sono le ultime in tuo possesso per quanto riguarda questo affare? Sì, può essere perché è un calciatore che piace al Napoli e su questo non c'è dubbio. Io credo che gli esterni saranno due. Due esterni offensivi, chiaramente due esterni di attacco, uno con caratteristiche in copertura, quindi in grado di fare le due fasi di corsa come Ndoye, e un altro magari con un po' più di estro. Io tanto chiedo se si può togliere il ritorno, perché ho un ritorno che mi... Sì, avvisiamo subito Vittorio, puoi anche abbassare i nostri microfoni in modo tale che Giovanni non sente il ritorno. Ok, perfetto, ok, grazie, così può. Dicevo, l'altro è un esterno più diestro, quindi con maggiori propensioni offensive che immagino Conte possa utilizzare a gara in corso. Ecco, quindi Ndoye magari può essere un nome che non eccita come dire, gli animi dei tifosi, perché non segna tanto. Un gol nella sua prima stagione in Italia, proprio contro il Napoli, 9 reti complessive in quella passata, però quelle caratteristiche che l'allenatore vuole, proprio di corsa, di tempra, di energia, e soprattutto ha un potenziale ancora di crescita importante. Io credo che la valutazione è l'unica cosa che non piace al Napoli,
perché i 40 milioni richiesti dal Bologna sono ritenuti eccessivi, alti, quindi bisogna capire se si troverà un accordo. Su Bequemà è un altro nome che piace, io non credo si possa fare un'unica trattativa per entrambi, anche perché la valutazione di Bequemà è altrettanto alta, magari non 40, però 30 milioni, anche in questo caso il Napoli ha delle idee un po' diverse su cifre più basse. L'arma delle contropartite che sono state proposte, ad esempio Zanoli, che non sarà riscattato dal Genoa, non convincono il Bologna, già ci sarebbe un no definitivo alle contropartite, vogliono solo soldi e quindi bisogna studiare una formula. E concludo con l'accordo che il Napoli ha già in tasca col giocatore. Questa è la strategia di Manna per questo calciomercato, anche gli altri per la verità, andare a trattare i giocatori con l'accordo già in tasca. Claudio. Giovanni, come va a finire con Victor Osimhen? Perché prima la questione valori a bilancio chiaramente sono valori irrisori. Secondo te De Laurentiis manterrà il punto sulla questione clausola o magari a un certo punto potrebbe anche decidere di abbassare le richieste? La clausola di Osimhen non è infinita, cioè nel senso che ha una scadenza. Io non conosco la data precisa, sono sincero. Mi risulta essere più o meno a metà luglio, come l'anno scorso. Però la clausola è stata rivista e quindi è possibile che possa essere stata prolungata la sua validità. Ma il Napoli non ha interesse che questa clausola sia attiva ed esercitabile nella sua interezza, perché comunque la valutazione di Osimhen resta più o meno quella. Ricordiamo che la clausola di Osimhen è passata da 100 milioni, 110, 120, c'erano poi i vari livelli, a una cifra più bassa, no? Questi famosi 70 milioni. Quindi io credo che l'impuntarsi De Laurentiis oggi non ha molto senso, perché Osimhen è un calciatore che non ha deciso cosa vuole fare, non ha deciso se vuole andare in Arabia, nonostante un'offerta molto prestigiosa e importante, e non ha deciso neanche di rimanere al Galatasaray, che farebbe di tutto per prenderlo. Credo che a questo punto lui, Osimhen non è un matto, Osimhen è un calciatore che prende le sue decisioni in base a quello che ritiene giusto. Probabilmente aspetta qualcosa dalla Premier, forse, non so quale sarà la sua ambizione definitiva, però attende e bisogna capire se questa clausola sarà ancora valida quando Osimhen avrà deciso. Credo che ci vorrà un po' di tempo. Si parla di questo ultimatum del Galatasaray fino ai primi 10 giorni di luglio. Vediamo se questo ultimatum del Galatasaray possa indurre il calciatore a decidere. Il Napoli non ha quella dell'attesa. Finché la clausola è aperta, chiede i soldi della clausola senza sconti. Quando la clausola scadrà, allora dovrà trattare, ma io immagino sempre sulle stesse cifre. Leggevo, giusto Vai, per che alcune fonti parlavano di una clausola che scadeva il 15 luglio, il 18 luglio apre il mercato arabo, quindi non so se le due cose possano essere anche Collegate. eventualmente collegate. Parlando ancora di calciomercato, non sui nomi in questo caso, poi magari ci torniamo dopo. Giovanni, ne abbiamo parlato ad inizio trasmissione. Mi dai la tua chiave di lettura sul comunicato del Napoli di sabato sera, che a noi ci ha colto un po' di sorpresa e ancora ci stiamo un po' arrovellando nel cercando di capirlo. No, lo chiedi a me, non ho risposte. Sono questi comunicati un po' così, un po' curiosi che il Napoli ogni tanto fa. Penso siano dei messaggi mirati, secondo me. Io non vedo esigenza di certificare con un comunicato ufficiale ciò che comunque Conte ha già detto più volte, anche in tempi recenti, che si fa un gioco di squadra, si lavora con la società, c'è una cooperazione, quindi di certo Manna non è il collaboratore di Conte. Arrivo proprio qua, perché penso sia questo più o meno il nodo. Evidentemente qualcuno ha espresso questo concetto e quindi il Napoli tiene a ribadire che non è così, e tutte le componenti hanno pari dignità e pari come dire, importanza nelle decisioni, ma ci mancherebbe altro, è una cosa ovvia. Anche De Laurentiis ha espresso questo concetto. Per me non c'era bisogno di questo comunicato, perché poi si va a fare anche potenzialmente un po' di confusione, perché nel lessico giornalistico
no, Conte vuole questo, Manna lavora per quest'altro calciatore, cioè si mettono delle persone a capo di un concetto quando si racconta una trattativa, non c'è nulla di male, non è un senso letterale quando si dice Conte vuole, Manna chiede, il presidente della Reti si tratta, eccetera. Quindi sono sicuro che il Napoli voleva evidentemente correggere qualcuno che ha fatto passare forse il direttore sportivo del Napoli come una sorta di, come dire, ripeto, di estensione dei desideri dell'allenatore, cosa che non è affatto vera, ma noi lo sappiamo già e sono sicuro anche voi. Ovviamente sì, leggevo un po' anche di nomi dalla nostra chat di YouTube, Giovanni, prima di salutarti. Insomma, il sogno dei tifosi per l'attacco resta Darwin Núñez del Liverpool, ma ad oggi l'uruguaiano è anche l'obiettivo principale, secondo te, in attacco del Napoli? Allora, prima parlavo di sinistri, invece sulla una sola credo che io sappia e credo che Davide Nunez sia assolutamente la prima scelta, è un giocatore ritenuto molto importante, però con dei costi anche eccessivi e che vanno ovviamente un po' limati, mi riferisco al cartellino, però credo che David Nunez non sia del tutto pronto a venire a giocare nel Napoli. Evidentemente anche il calciatore vuole riflettere, vuole fare un grosso salto di qualità, giustamente chi lascia il Liverpool lo fa per andare in un grande club e questo secondo me sta un po' rallentando perché dall'altra parte c'è Lucca che grosso modo ha caratteristiche diciamo simili, compatibili e che invece sarebbe pronto ad arrivare anche con l'Udinese, non vedo grossi ostacoli, parliamo comunque di cifre alte sui 30 milioni. E quindi penso che Manna a questo punto, ecco, cito lui, ma il Napoli, così facciamo dispiacere nessuno, penso che il Napoli tenga David Nunez in alto, in cima e attende, però servirà un po' di pazienza secondo me. Giovanni, scusa, ma per quanto riguarda la punta centrale, chiaramente quando parliamo di Nunez e di Lucca parliamo di due giocatori oggettivamente diversi come statura di carriera. E c'è Lukaku che ha un triennale, entra nel secondo di 3 anni, quindi il Napoli deve anche pensare a quello che sarà il post Lukaku. A te il fatto che il Napoli possa spendere 30 milioni per Lucca ti convince fino in fondo? Per quello che comunque tu, se messi 30 milioni su un attaccante, vuol dire che Non è ci solo per punti, l'immediato, non ma è anche solo per per il l'immediato, futuro, ma anche certo. per il futuro. Ma guarda, mi trascini proprio di oggetto del comunicato del Napoli, perché che io sappia, David Nunez è un pupillo di Manna, mi piace molto, come lo fu McTominay. Ripeto, costa tanto, però è la prima scelta anche per una questione di prospettiva, ha 25 anni, quindi non è giovane, però non è neanche un calciatore maturo, quindi ha l'età giusta per prendere il posto di Lukaku. Viene da una stagione non proprio eccezionale, sì, le sue 30 gare le ha fatte, 5 reti, eccetera, però ha bisogno probabilmente di una stagione per assestarsi, quindi compatibilmente con un ciclo di Lukaku che non nella prossima stagione, ma magari nell'altra ancora potrebbe esaurirsi. Nella prossima stagione Lukaku sarà il punto di riferimento principale, diciamo così il titolare. Lucca invece piace molto a Conte. Lucca piace molto a Conte innanzitutto, credo più volentieri, questa è una mia sensazione, più volentieri la riserva, quindi meno personalismi e con grandi margini di crescita e Conte ha voglia di migliorare questi calciatori e di trasformarli in giocatori da promettenti a certezze. 24 anni Lucca, siamo lì, il concetto è quello, costa anche un po' meno e quindi Lucca oggi ha un peso importante perché ha il vantaggio di essere un po' più economico e con Conte che lo prenderebbe volentieri. E poi 12 reti in 33 partite in Serie A, non sono male, sono uno score se vogliamo anche migliore di David Nunez. Quindi io credo, non dico che sia una lotta alla pari, però secondo me Lucca è molto più avanti di quello che noi pensiamo nelle idee del Napoli, fermo restando che credo che Davide Nunez sia la prima scelta.
succederà. Intanto però voglio ringraziare Giovanni Scotto per essere stato quest'oggi con noi. Ciao Giovanni, un abbraccio. Non sento. Grazie a voi. Ciao Giovanni, Ciao, grazie ciao a voi, Riccardo, ragazzi. ciao Claudio. E buona Ciao. settimana al collega del Roma Giovanni Scotto. Tu che visione hai invece su Lucca e Darwin Núñez? La questione Non è... so, Lucca è pupillo, a te che piace Lucca? Sì, però la questione è il Napoli oggi, cioè Lucca è a quel livello lì. Se Io tu penso che spendi tu hai detto 30 una cosa milioni, giusta. se tu spendi 30 milioni, il Napoli non è una squadra che può spendere 30 milioni per una riserva, perché ormai non lo fanno più nemmeno i grandi club. Se tu spendi 30 milioni, li spendi per un giocatore che devi avere un ruolo nel tuo futuro. E se Lukaku entra nel secondo di 3 anni di contratto e comunque fisicamente potrebbe calare un po', perché la natura questa è. Ma a prescindere devi comunque guardare avanti a quello che prima o poi Non è che tu sarà. arrivi al terzo anno con Lukaku in scadenza e non hai nessuno dietro. No, devi già avere qualcuno che stai costruendo alle Quindi vuol spalle dire che di tu Lukaku. se prendi Lucca dici a Lukaku guarda le partite prima della Champions tu non le giochi perché il Napoli quest'anno fa 50 Io partite. non so se Conte sia d'accordo, però va bene questo. A maggior ragione prendi Lucca, prendi Núñez, prendi giocatori di questo livello, a parte li fai giocare, perché De Laurentiis se Credo che c'è un se giocatore per cui spendi spendi 50 30 milioni ma pure 40 per Darwin Núñez, con l'ingaggio che ha, non puoi relegarlo al Non lo tieni in semplice panchina. ruolo di alternativa o da calciatore a che De si fa i Laurentiis 25 non faceva milioni piacere, finali. a De Laurentiis non faceva piacere vedere Raspadori in panchina. Appunto. Altro tema Pagato quello, 30 tra l'altro. milioni tra i vari prestiti e i riscatti. Se tu prendi Lucca però lo reputi di quel livello lì, O può diventare. può di diventarlo, quello. può diventarlo. Il Napoli è anche la stessa società che 5 anni fa spende 71 milioni per Victor Osimhen, Sì. che aveva fatto un'annata a ottimi livelli al Lille. Spendi tanto per il potenziale. Il potenziale di Victor Osimhen era indefinibile, quello Esatto. di Lucca non lo so quanto sia alto per una spesa di 30 milioni, Ovviamente. Allora, Vittorio, facciamo così, quindi, ok quello che mi hai detto per quanto riguarda lo switch, facciamo tra 5 minuti, andiamo al telefono poi dall'altro ospite che lo anticipiamo di qualche minuto. Cioè, Lucca ha fatto 8 e 12 giocando in nazionale, debuttando in nazionale. Pochi In questo minuti. momento però, se vediamo una cosa, Claudio, il trend di crescita dei due calciatori, che di fatto dal punto di vista dell'età siamo lì, non è che c'è tutta questa differenza tra Lucca e Darwin Núñez. Qual è il trend di crescita in questo momento? Perché Darwin Núñez è arrivato a Liverpool, pagato una bella cifra, convinto di essere il titolare di quel Liverpool, poi però è andato incalando nell'ultima stagione, 7 gol, diverse presenze sì, ma non sempre titolare, si è un po' perso. Lucca in questo momento secondo me è il trend opposto, perché veniva dalla stagione a Pisa dove lo volevano praticamente tutti. Sì, anche il Napoli. Anche il Napoli, il Pisa spara troppo alto, alla fine finisce all'Ajax praticamente gioca poco o niente, torna in Italia per riscattarsi, prima stagione discreta, seconda stagione ottima all'Udinese, cioè in questo momento la linea del trend è in crescita per Lucca, quindi Sì. Núñez dovrebbe rifare più o meno quel percorso lì, non dico rilanciarsi perché comunque è uno che 7 gol e 7 assist in Premier League l'ultima stagione le ha fatti, però ovviamente accettare in questo momento una sfida nuova sarebbe anche un modo per provare a rilanciarsi. È ovvio che tu ti rilanci giocando. Sì, va anche detto che Lucca sì, è alto 2 metri, ma non è un giocatore che sta fermo lì. No, l'abbiamo visto, è diventato molto mobile. tra Lui, a l'altro. parte quest'anno 23 tocchi a partita, una media simile a quella di Lukaku. di Lukaku. Per quanto riguarda i dribbling, comunque dribbling e contrasti, comunque è uno che si fa sentire. Sì, gioco aereo poi neanche Gioco a parlarne. aereo, tu c'hai uno lì davanti. Sicuramente intrigante. E la questione, ti ripeto, è se il Napoli alla fine dovesse veramente acquistarlo per questa cifra, 30 milioni. sono curioso di capire come viene presentato poi. Perché il Napoli l'anno scorso con i giocatori c'era anche Manna, quindi si potrebbe anche chiedere, nel caso
Direttore, il ruolo questo investimento qui come si lega a Lukaku? Perché alla fine il Napoli questi ragionamenti sta facendo. Ma è ovvio che deve fare anche questo in termini Cioè, di se progettualità. prendi Nunez, tu acceleri questo processo. Esattamente, è uno già pronto. Se prendi Lucca, il Napoli va da Lucca e dice: guarda, per quest'anno tu giochi quelle prima della Champions, giochi la Coppa Italia E poi ovviamente e il finale di partita. poi entri al 75esimo. A Lucca magari questa cosa può anche andare bene per un anno. Certo. A Nunez forse un po' di meno. Nunez è ovvio, Anche che per costi. è ovvio che Nunez si andrebbe a giocare il posto con Lukaku, questo è poco ma sicuro, perché non è uno che si accontenta dell'essere in pacchetto. È ovvio che anche, Claudio, il discorso di aumentare quella che è la competitività interna del Napoli, che l'anno scorso, poi l'abbiamo visto il Napoli, cioè meglio l'anno scorso, la stagione scorsa abbiamo visto il Napoli essere arrivato anche un pochino sulle gambe nel termine della stagione, con la certezza di determinati giocatori di avere il posto praticamente garantito, poi fortunatamente è arrivato lo scudetto, però questo è lo step successivo che deve fare Antonio Conte, cioè aumentare quella che è la concorrenza interna tra i calciatori, cioè se Anghissà, i Lobotka, ma lo stesso McTominay, Lukaku, che sappiamo quest'anno essere stati sempre certi di un posto, Anghissà addirittura ha giocato quasi su una gamba sola determinate partite. Ecco, l'anno prossimo Antonio Conte, che già ha dato un saggio di questo, perché dopo, intorno a marzo, ha detto: adesso io non guardo più in faccia a nessuno, gioca chi sta meglio, non sempre è stato così. Il prossimo step di Antonio Conte è proprio questo: titolari sì, ma occhio, perché la rosa deve essere affidabile in 23 giocatori e tu, che sei Anghissà, che sei Lukaku, che sei Politano, il posto da titolare garantito l'anno prossimo non puoi averlo, perché alle spalle avrai Ndoye, avrai Nunez, avrai De Bruyne, che ovviamente sarà titolare, almeno in partenza. Però è questo anche lo switch che dovrà fare Antonio Conte per Assolutamente sì, assolutamente sì. Peraltro sto andando a vedere il monte ingaggi del Napoli. Sì. Allora tu a Lucca puoi dare lo slot stipendiale di Simeone, che prende circa 1,8. Sì. Darwin Nunez già adesso ne prende 4,7. No, è ovvio che Darwin Nunez è un parametro diverso. Gli vai a dare gli stessi soldi di De Bruyne e di Lukaku senza avere la garanzia? Poi è ovvio che c'è anche un discorso di partite da fare, perché è normale Poi puoi anche pensare che Lukaku quest'anno, no, ma sicuramente può essere nei pensieri di Conte, però è normale che quest'anno, ne parlavamo l'altra volta, hai 38 partite di Serie A, ne hai 8 di Champions, ne hai una di Coppa almeno Italia 8, e ne hai almeno una cioè di tu veleggi Supercoppa. verso le 60 partite stagionali. 38 e 8, 46, almeno 48 partite. Almeno 48. Almeno 48, cioè tu se vieni eliminato in tutto. Esattamente. Comunque sei alle soglie delle 50 quest'anno partite. il Napoli sai quante partite ha giocato? Quindi certo Lukaku non può fare 50 partite. No, assolutamente. Non le può fare nessuno quest'anno. Il Napoli invece questa stagione ha giocato letteralmente 41 partite. Esattamente, quindi stiamo parlando di un qualcosa di diverso. Claudio, vogliamo tornare a parlare del discorso relativo ai contratti di questo decreto dello sport? Perché, insomma, come cambiano anche gli scenari per il Napoli di questa battaglia della quale è stato protagonista il presidente Aurelio De Laurentiis? Lo facciamo dando il buon pomeriggio, è sempre un piacere averlo ai nostri microfoni, Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Ciao Marco, come stai? Eccomi, ciao, benissimo. Ciao grazie. Marco, buongiorno. Ciao Marco, buongiorno a te. Come cambia il panorama calcistico italiano con questa che è di fatto una novità voluta anche e caldeggiata dal presidente Aurelio De Laurentiis di poter allungare fino a un massimo di 8 anni i contratti calcistici? Cambia nel senso che negli ultimi anni la forza dei procuratori e dunque la volontà dei giocatori di lucrare sui cambi di maglia stava diventando e diventata predominante rispetto a quello che è il potere dei club. Basti pensare appunto ai parametri zero e agli scenari post sentenza di Arrà, quindi sfruttando l'articolo 17 della FIFA, per cui dopo 3 anni per un giocatore con meno di 28 anni, dopo 2 anni per uno con più di 28 anni, si può anche oggi immaginare di rescindere, anche senza giusta causa, il contratto, andando incontro a un indennizzo molto basso da versare nelle casse del club, e Napoli ne sa qualcosa, perché il caso Quara è esemplare da questo punto di vista.
Dunque bisognava un po' tentare di riequilibrare la situazione dando un'arma in più ai club, e col decreto sport viene di fatto innalzato il tetto massimo per i contratti professionistici dai 5 anni, che è il limite che finora è stato seguito e che normalmente viene seguito in quasi tutta Europa, cioè in Inghilterra, appunto, dove ci sono anche lì gli 8 anni, per dare, ripeto, maggiore stabilità ai contratti, in uno scenario che ora dovrà essere però misurato sulle contrattazioni reali, e più in generale andrà messo alla prova di quelle che sono le nuove norme FIFA e le norme UEFA, in particolare per quanto riguarda gli ammortamenti dei cartellini, e questo è un dettaglio non trascurabile. Infatti Marco, la questione degli ammortamenti, facciamo prima l'esempio del Napoli che ha delle quote a scalare. L'ammortamento, cioè è relativo, l'allungamento dei contratti da 5 a 8 anni influisce anche sugli ammortamenti, oppure resta la regola della UEFA che nell'ambito del fair play finanziario comunque gli ammortamenti sempre su 5 anni per non creare disparità? Perché il Chelsea, che ha dato il via a questo allungamento dei contratti, faceva degli accordi da 8, 9, 10 anni. Guarda, il tema a questo punto è capire appunto come sarà gestita la possibile divaricazione degli ordinamenti, nel senso che l'ordinamento sportivo, quindi UEFA, e dunque anche quello nazionale, è chiaramente pregnante di norme che vanno a creare cosa? Un'equità delle competizioni e quindi un'equità delle regole, anche in presenza di norme statali che spesso invece non sono armonizzate. Il caso lo ricordavi tu, il Chelsea sfruttava una norma dell'ordinamento civile inglese che consente di arrivare ben oltre i 5 anni e di ammortizzare quindi i costi dei cartellini su un numero di anni maggiore rispetto ai 5 degli altri paesi. Questo ti permette ovviamente di diluire il costo di una certa operazione e quindi ti dà un vantaggio anche in base alle norme UEFA che oggi impongono di calcolare nel corso della rosa anche gli ammortamenti. Il motivo per cui la UEFA e le federazioni invece vogliono e pretendono il rispetto di un limite di 5 anni, quindi dal punto di vista contabile sportivo non cambia nulla con questa norma, perché prevale nell'ambito UEFA il limite di 5 anni. Il tema invece, ripeto, più generale riguarda l'ordinamento civilistico e quindi eventualmente la possibilità nel bilancio civilistico, e quindi rispetto a possibili perdite dovute appunto a un eccessivo costo della rosa, lì si potrebbe immaginare, visto che l'ordinamento statale è comunque superiore a quello sportivo, la possibilità per i club di sfruttare questa norma nuova per l'Italia e quindi ammortizzare, ripeto, civilisticamente per i bilanci i costi dei cartellini sugli 8 anni. È un tema, andrà verificato, però a mio avviso questo spazio c'è. È chiaro che il vantaggio, ripeto, nell'ottica sportiva del fair play finanziario rispetto in particolare della regola che impone il 70% di fatturato limitato come tetto di spesa per ingaggi, ammortamenti e costi degli intermediari, la squad cost rule, ebbene da questo punto di vista diciamo un allungamento del limite contrattuale non rileva e quindi bisognerà sempre e comunque ragionare sui 5 anni. Marco, vengo anche a quella che ulteriormente, insomma, analisi di attualità relativa al mercato. Stiamo vedendo le squadre che si muovono, chi ovviamente è impegnato ancora al mondiale per club che partirà anche con un po' di ritardo dal punto di vista della preparazione, vedi Inter e Juventus. Il Napoli invece dimostra di avere anche forza dal punto di vista economico, tanti nomi accostati al Napoli, De Laurentiis che annuncia un mercato, compresi quelli che saranno ovviamente gli esborsi per gli ingaggi, da 300 milioni. Si ha la sensazione che in qualche modo stia un po' cambiando la geografia calcistica in Italia, seppur poi una rondine magari non fa primavera? Bisogna guardare la congiuntura economica, chiave sportiva ovviamente, e questa congiuntura oggi ci dice che il Napoli si è messo nelle condizioni di avere un vantaggio competitivo
sugli altri top club italiani di 2-3 anni, che è il periodo in cui ragionevolmente i piani di riequilibrio dei conti di alcuni club o di rifondazione di altri potranno essere portati a esecuzione. Nel complesso, quindi andando oltre la visione congiunturale, facciamo questo esempio economico, resta però una situazione in cui Inter, Milan e Juventus fatturano più di 400 milioni, il Napoli a livello strutturale, quindi non considerando le plusvalenze o considerandole come entrate straordinarie, viaggia con una differenza di 100-150 milioni ancora, e questo resta, e questo gap potrebbe in futuro aumentare se ad esempio Inter e Milan tra qualche anno potranno disporre di uno stadio con entrate maggiori, quindi da match day e non match day, ovvero appunto se la Juventus dovesse ritornare stabilmente ai vertici, a vincere, a poter quindi contare su introiti maggiori da tutte le voci, posto che hanno un bacino d'utenza sicuramente ancora superiore a quello del club partenopeo. Però ecco, nella visione congiunturale sui prossimi 2-3 anni sicuramente il Napoli ha la forza economica per essere al pari, se non davanti a questi club, ed è un vantaggio che andrebbe sfruttato appieno. Marco, stamattina apro la Gazzetta e leggo che De Laurentiis nel Napoli ha investito 16 milioni di euro, i Friedkin nella Roma 958. Che segnale ne traiamo dallo studio della Gazzetta, dai pochi milioni investiti da De Laurentiis inizialmente? Poi non so se sei d'accordo con me, De Laurentiis viene sempre visto comunque non mediaticamente quanto altre proprietà che spendono tantissimo e si indebitano, a differenza del Napoli, che ottengono anche risultati diversi, che hanno anche risultati diversi. Io credo che la gestione di Laurentiis sia esemplare nella evoluzione del club, nella gestione, nell'equilibrio che ha sempre imposto all'interno di questo processo di crescita. I 16 milioni da cui fate riferimento sono stati quelli messi e spesi nel Napoli oltre 20 anni fa, quindi durante la Serie C fondamentalmente e la Serie B, e subito sostanzialmente recuperati da De Laurentiis attraverso gli emolumenti concessi al CDA. Quindi sostanzialmente De Laurentiis, e lo dico in chiave positiva e non critica, sia chiaro, Napoli ha preso più che dato, cioè è stato capace di creare uno strumento, un'azienda talmente virtuosa da poter remunerare l'attività del CDA e quindi recuperare quei 16 milioni, abbondantemente superarli, avere un club che ha vinto più di tutta la storia precedente, che oggi ha una valutazione molto alta, sicuramente non il miliardo, ma insomma una valutazione che continua a crescere, di 750 milioni, e che ha enormi potenzialità di crescere. Come ho sempre detto, la pecca di questa gestione, che mi auguro che poi sia superata e risolta non solo negli annunci, riguarda le strutture, come sapete bene, che rappresentano quel volano che ti permette oggi di crescere ulteriormente. Veramente si è fatta una scelta legittima dal punto di vista aziendale, in cui non ha investito in queste strutture, ha investito più di 1 miliardo in giocatori durante il suo ventennio, ottenendo più di 700 milioni di plusvalenze, quindi probabilmente in un'ottica strettamente aziendale ha avuto perfettamente ragione, non si può non riconoscere, anzi a mio avviso appunto, ma concordo con voi, gli viene riconosciuto poco.
È chiaro che però deve restituire, a mio avviso, qualcosa al territorio e deve farlo in maniera tale da poter ulteriormente far crescere l'azienda Napoli e proprio perché è un imprenditore così capace, mi sarei aspettato che l'avesse fatto già da alcuni anni, ma come sappiamo poi gli investimenti infrastrutturali in Italia sono complicatissimi, quindi non ha tutti i torti, però appunto proprio perché si tratta di un imprenditore che ha saputo innovare ed è unico nel panorama calcistico italiano e non solo italiano, appunto questo salto di qualità ulteriore spero insomma che possa farlo fare al Napoli nei prossimi anni. No, ma mi viene anche facile pensare quando, riprendendo una frase di De Laurentiis, l'altra volta, qualche settimana fa, la presentazione dei ritiri, quando gli chiesero io non venderò il Napoli fin quando non sarò in vita, De Laurentiis anche, cioè costruire una struttura che sia uno stadio, un centro sportivo, ti aumenta anche il potenziale valore di una cessione. Cioè uno va anche a decidere adesso di costruire pensando a vendere, cioè se Commisso avesse venduto la Fiorentina il giorno dopo l'apertura del Viola Park per alzare il prezzo, io avrei detto l'imprenditore questo tra l'altro lo butto là, il centro sportivo potrebbe anche non essere asset societario ma filmato, non per forza dovrebbe rientrare poi, e magari la nuova proprietà poi dovrebbe andare a trattare con lo stesso De Laurentiis, cioè ci sono anche tanti aspetti da questo punto di vista. Lo stadio è un discorso secondo me, come diceva giustamente Marco, diverso, che in questo momento per i livelli che ha raggiunto il Napoli necessita anche dell'introito relativo allo stadio per una struttura vivibile H24 7 su 7, proprio per un termine territoriale ma anche per un termine di ulteriore crescita dal punto di vista proprio economico del Napoli. Vedremo, De Laurentiis aveva promesso anche per il centro sportivo la prima pietra a settembre, mi sa che siamo un po' in ritardo da quel punto di vista. La questione stadio, è ovvio che ci sono continue interlocuzioni con il Comune in attesa anche degli europei del 2032 e lì credo che dopo l'estate delle novità dovranno in qualche modo arrivare. Non so se Marco aveva qualche altra cosa da aggiungere, altrimenti lo salutiamo e lo ringraziamo per la consueta disponibilità che ci dimostri, Marco. No, non ho altro da aggiungere, mi sembra che ormai siano argomenti condivisi e riconosciuti come essenziali. Io aggiungo soltanto un piccolo dettaglio, tra molte virgolette dettaglio, il Napoli è riuscito in questi anni a migliorare per quanto possibile tutta l'area ospitality all'interno dello stadio San Paolo, lo stadio Maradona, lo chiamo ancora avendo una certa età col vecchio nome, ma insomma considerando i limiti strutturali di questo impianto e sfruttando stagioni positive in chiave sportiva, ecco, il Napoli è riuscito a più che raddoppiare gli introiti da stadio, parliamo di oltre 40 milioni quando il Napoli prima a stento superava i 20 e quindi voglio dire basta poco, anche qui tra virgolette, però per creare un volano di aumentare in maniera significativa questo tipo di introiti, e dunque è un passaggio che mi auguro, sfruttando ora il commissario sugli stadi e che dovrebbe essere approvato con un emendamento dentro il decreto sport in sede di conversione parlamentare, questo almeno ci ha detto Abodi venerdì, ebbene si possa anche accelerare questo percorso e quindi la sinergia che mi sembra si stia delineando tra il comune e la società. Assolutamente sì, vedremo ciò che succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Io voglio ringraziare però Marco Bellinazzo per essere stato quest'oggi con noi. Ciao Marco, buona settimana. Ciao, grazie a voi, buon lavoro. Grazie Marco, ancora grazie. al collega del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo. Claudio, ma in questo momento la gestione Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis, qualcuno secondo te in Italia sta provando a replicarla in qualche modo? Secondo me la Fiorentina ha preso una strada diversa. Prima le strutture E poi... Però lì è una questione di chi va delle coppe europee. Perché le coppe europee contano troppo. Cioè quest'anno la Champions, io ti dico che quest'anno ai club andranno 2,4 miliardi di euro. Mi pare che il Bologna l'anno scorso, pur uscendo dalla prima fase, ha preso oltre 50 milioni. Mi pare
lo Slovan Bratislava, Dinamo Zagabria, comunque l'ultima squadra di Champions ha preso gli stessi soldi del Chelsea che ha vinto la Conference League. Andare in Champions sarà troppo fondamentale e creerà uno squilibrio enorme tra chi va in Champions e chi non ci va. Rischi che Siamo la sempre forbice si dilata andati, sempre. siamo sempre andati contro la Superliga, quello che vogliamo noi. Però di fatto più o meno. È la stessa cosa di quando poi diciamo in Serie A, però la prima prende 5 volte i soldi dell'ultima. E quella è una cosa che poi non sempre ogni anno prendi il Kvaratskhelia di turno. Però se arrivi 10 anni tra le prime 5, fai 10 anni la Champions, facendo sempre male. Esatto. Ma ci vai sempre, quindi avendo sempre ogni anno Quelli introito. 40-50 milioni, e allora è più facile andare dalla squadra piccola e dire questo Prendo giocatore, Tizio, Caio, sì. il Napoli prenderà sempre il Lucca di turno all'Udinese, sempre. Chiediamolo anche al direttore Cannella se Lucca può essere il profilo giusto, visto che si parla tanto Darwin Núñez, Lucca, si parla ancora di Bonni, ma in primis diamo il buon pomeriggio al direttore Giuseppe Cannella. Ciao direttore, come stai? Buon pomeriggio a voi, bene ragazzi. Buon pomeriggio Ciao, a te, direttore. Apriamo subito con gli attaccanti, poi magari dopo ci spostiamo su Ndoye. La tua personale preferenza tra Bonni, Lucca e Darwin Núñez per il Napoli? Vabbè, in ordine Lucca è un buon profilo, ma bisogna sempre misurare i costi. Per cui per quello che sento, per quello che dite voi, i vostri colleghi, la stampa, le richieste, 40-50 milioni per me, personale parere, sono un po' troppi, considerato che il ragazzo nell'ultimo anno ha fatto benino all'Udinese, ma l'anno prima all'Ajax ha giocato poco, ha fatto categorie inferiori. Bisogna vedere poi l'urto con un club importante come il Napoli, l'urto nel senso positivo, è l'atteggiamento che può avere di crescita. Il ragazzo del Parma, Boni, è più esplosivo, è diverso come ruolo, è più una punta di movimento, non è una prima punta, se parliamo di un'alternativa a Lukaku. Sono sempre pareri miei. Núñez è un panorama internazionale, da parte del Napoli c'è sempre che poi hai una vetrina e puoi rivenderlo anche all'estero, però si deve adattare a quello che poi è il campionato italiano. Posso pensare che se devi prendere un attaccante in Italia puoi anche trovare come Lucca qualcosa a costo un po' inferiore, però io sono in questo momento un opinionista. Voi mi chiedete un parere, io dico la mia. Direttore, ma te convince l'idea di spendere 30 milioni per Lucca, nel senso che il Napoli deve comunque pensare al nel senso che il Napoli deve anche pensare al futuro che sarà il post Lukaku. Lucca 30 milioni vuol dire che tu il post Lukaku lo dai a lui. Napoli non spende 30 milioni per un cambio. Allora, per essere italiano io sono anche ben felice che una società come il Napoli metta nel mirino un giocatore come Lucca, perché a parer loro ha margini di crescita notevoli, ha l'età giusta, e sotto questo aspetto io sono felice per una ricostruzione del calcio italiano. Però, come ho detto prima, mi sembra un po' una cifra eccessiva la richiesta, però se tu sei il Napoli e lo vai a chiedere all'Udinese, che è una bottega cara, ti chiedono quei soldi lì. Poi c'è da pensare che lo staff, i procuratori del ragazzo, quando vedono che tu spendi 30-35 milioni per un calciatore del genere, per 5-6 anni un ingaggio ti costa altrettanto, considerato che poi in Italia il lordo è quello che è. Direttore, ieri hai avuto modo di vedere l'Under 21, la nazionale azzurra, purtroppo eliminata, oltre i propri demeriti, tra l'altro dalla Germania, con un arbitraggio, diciamo, non è stato proprio sempre lineare, perché insomma ieri vedendo l'Under 21 io vedevo davvero tanti giocatori, ma lo stesso Ambrosino, che ieri poi ha segnato il gol del 2-2 su calcio di punizione, io credo che ci siano davvero tanti profili, da De Planche, dallo stesso Ndour, eccetera, eccetera, da Fazzini, Baldanzi, chi più ne ha più ne metta,
Io credo che ci sono davvero tanti profili italiani che sono pronti ad essere anche protagonisti in top club italiani e ad avere spazio da titolari, perché insomma quello che è stato il lavoro fatto secondo me in questo momento dall'Under 21, io ho un po' la paura che si faccia il solito errore, vale a dire vada poi a disperdersi, che si prende il calciatore che può essere Ndour, Ambrosino, poi fa 3 partite in un anno, torna in Serie B, si perde e non trova più quello che è lo sbocco di una carriera che secondo me meriterebbe altri palcoscenici. Non so, ieri guardando l'Under 21, direttore, tu che idea ti sei fatta anche del movimento italiano? Perché poi dicono che non ci sono talenti. Io ieri i calciatori importanti ne ho visti e come in campo invece. Guarda, le proprietà italiane in Serie A sono sempre più straniere, gli operatori arrivano anche dall'estero, si fa poca, come dire, si prendono poca responsabilità affinché questi giovani poi trovano la concretezza e un posto da titolare nei club dove sono cresciuti e magari si vogliono mettere in mostra. Questo è un aspetto, poi un altro principalmente che se tu vai a prendere giocatori pari età all'estero hai tanti benefici economici, diciamo, a livello fiscale, e questo implica un po' alla società a rischiare sempre di meno su questi giocatori. La conferenza stampa di Gattuso ha proprio sottolineato questo, che in Italia il 70-73% dei giocatori che compongono le rose di Serie A sono stranieri. Ci vuole il coraggio, ci vuole la perseveranza. Esempio Lucca, tu parlavi di Lucca prima, no? Lucca è cresciuto nel settore giovanile del Torino, non lo hanno aspettato, ha fatto la sua gavetta, ha fatto tanta gavetta, ha fatto C, B e poi è arrivato ad essere oggi un calciatore da nazionale quotato. Bisogna capire che per rilanciare il calcio italiano bisogna anche proporre questi profili, però vedi Ambrosini ha fatto benissimo nell'Under 21, poi magari non trova spazio al Napoli, esatto. Deve fare le sue esperienze in B o in una bassa A, dove poi fa fatica a trovare continuità, perché quando giochi, vedi Comuzzo, non mi voglio dilungare, Comuzzo è nato e cresciuto con la Fiorentina, entra in prima squadra e non fa fatica poi a diventare titolare. Bisogna rischiare e cercare di puntare su questi giovani, ma se li mandi in giro li perdi. Direttore, ma a te è mai capitato in carriera in una situazione del genere, magari di avere un giovane di talento in squadra, però magari o la proprietà o l'allenatore per salvare la categoria, la panchina, non so, mettevano dentro il giocatore più esperto e il giovane magari poi si è perso? Non è così, se tu hai una società che lavora su questo prodotto, quando io ho lavorato anche in Serie A con club che raggiunta la salvezza era il massimo, quando sei al Napoli, al Milan, alla Juventus fai un po' più fatica a non ascoltare poi l'allenatore. No, io parlo proprio nella tua esperienza. Sì, nella mia esperienza ne ho avuti tanti di giovani, ma li facevamo giocare perché se sono bravi devono giocare. No, tu sei giovane, io tanti anni fa la Salernitana ho avuto Bulnic, no? Che tu ricorderai per le figurine, credo. Avevo 2 ragazzi giovani, eravamo anche in una situazione di classifica precaria, uno era Giuliano e l'altro era Grassadonia, sì. se te li ricordi, e lui 17-18 anni li fece giocare perché disse se sono bravi devono giocare, ma queste figure sono finite. Oggi tutti gli allenatori badano un po' come facevano i russi, no? Tu portami il giocatore di nome che se poi non fa bene io ho preso il nome, capisci? Quindi vanno sul sicuro, se sbaglia un veterano la colpa è sua, non è perché lo fa giocare. Viceversa con un giovane. Un po' più di coraggio secondo me per questi ragazzi ci vorrebbe. Poi le società, tolte quelle che lottano per come dire, accreditarsi i profitti per le varie competizioni in Europa, no? La conquista di un'Europa League, di Champions League, di Scudetto, è normale che si bada a quei ricavi e si sacrifica il giovane, a meno che non sia un talento. Avete visto che è successo con Ivic alla Juventus, con Thiago Motta, no? Però se un giocatore è bravo, la società anche quando prende un giocatore, un allenatore, gli dice guarda questi qua per noi
sono capitali, vanno custoditi e li devi far giocare, perché se non giocano non migliorano mai. E servono i dirigenti giusti, questo è poco ma sicuro. Direttore, è sempre un piacere averti ai nostri microfoni, un abbraccio. Grazie a voi, a presto. Ciao, Grazie al grazie. direttore Giuseppe Cannella. Salutando anche Dino Viola, che si è palesato in redazione. Un saluto al nostro Dino, che è all'ufficio stampa della seconda ora di Calcio Napoli 24 Live. Non so se ieri hai avuto modo tu di vederla, l'Under 21. Non tantissimo. Non tantissimo, qualcosina l'ho vista, insomma, ieri sembrava ormai finita, poi con quella Ignotto è stato un errore Ignotto, poi la seconda espulsione, credo un po' troppo fiscale, quelle Zanotti. È una gestione dei cartellini non propriamente ottimale. C'era stata quella perla di Ambrosino. Ecco, per esempio Ambrosino a me è un giocatore che piace tantissimo, continuo a dirlo da anni. In questo momento ti va un prestito lì, un prestito qui, ricordiamo anche il prestito a Como dove praticamente non giocò mai. Ambrosino torna a Napoli. In questo momento come fai? In questo momento hai Lukaku e hai non conviene Lucca a cui stai trattando, lo devi cedere ancora. È ovvio, non trova spazio Ambrosino. Però devi trovare anche la squadra giusta in Serie A. Si parla di Cagliari, ma il Cagliari in questo momento quanto spazio darebbe ad Ambrosino da titolare? Il problema è quello, Perché devi trovare quello, perché secondo me Ambrosino il l'ha Cagliari dimostrato quest'anno anche ieri, non solo con il gol, ma anche con un paio di giocate, un paio di strappi importanti. Come si suol dire, Ottena, come si dice dalle nostre parti, cioè è giocatore, può diventare davvero forte, però il Cagliari quest'anno devi creargli un percorso. In prestito e possono riscattare. Poi aveva Luvumbo, Viola, Pavoletti. Cioè dovevo andare a Bari a farsi un campionato a Bari l'anno prossimo. Secondo me titolare, Ambrosino in questo momento almeno 6 mesi di Serie A devi farsi. ma li deve assolutamente fare. Almeno capisci cos'è. Perché se Ambrosino magari fai 6 mesi in Serie A e ha difficoltà, ci può stare. Come è successo a Tutino all'epoca? Lo prendi. Tutino fece 6 mesi, poi tornando in Serie B ha fatto i sfracelli in Serie B. Magari la questione è che poi spesso parlando anche con Tanto possiamo andare anche al telefono, spesso Vittorio, con chi dice, sai, però il Napoli non fa giocatori, non cresce giocatori che vanno in Serie A. Ma non sono tutti Lorenzo Insigne. Ovvio. C'è Lorenzo Insigne che diventa un giocatore importante nella storia del Napoli. Ma c'è anche il Gianluca Gaetano che ha una carriera in Serie A che non per forza deve essere a Napoli. Luperto, Tutino, ma dobbiamo tornare indietro del tempo, Maiello e Ciano, ragazzi cresciuti nel settore giovanile del Napoli che hanno avuto una carriera in Serie B. Non è detto che devono uscire tutti quanti in Serie A, anche perché non è che poi se andiamo a vedere la Juventus, l'Atalanta, l'Inter Milan hanno 20 giocatori che ogni anno giocano in Serie A. Determinati posti poi si utilizzano anche per sistemare o provare a sistemare i bilanci. Cioè l'idea dell'Under 23 non è un problema del Napoli. L'idea dell'Under 23 di cui Manna ogni tanto ha parlato perché lui la gestiva la Juventus. Non è che l'Under 23 serve alla Juventus, all'Atalanta, all'Inter per creare giocatori per forza per la prima squadra. No, magari il Napoli Under 23 prende il Colisacò di turno. Lo fa giocare nel Napoli Under 23, ipotetico, ma non vuol dire che Colisacò poi dopo 2 anni prende il posto di Anghissà. Magari Colisacò prende un interessamento in Serie A e lo vende a 3-4 milioni e ci fa una plusvalenza. Il nome può essere per esempio anche Obaretin in questo momento, ha fatto benissimo e quindi non vuol dire che Obaretin deve credo siamo pronti per andare al telefono, no, Vittorio? Allora andiamo subito al telefono. Buon inizio di settimana a Carlo Alvino. Ciao Carlo, come stai? Buon inizio di settimana a voi, tutto bene? Che sia una settimana completamente tinta d'azzurro, il colore della passione. Ciao Riccardo, ciao Claudio. Ciao Carlo. Assolutamente, chissà che possa essere una settimana anche prolifica in termini di mercato. Quest'oggi sappiamo essere giornata abbastanza importante per il nome di Ndoye, ma non solo. Il Bologna si tratta di Böke. Ma prima di parlare di mercato, però Carlo, analizzavamo poco fa con Claudio anche, insomma, abbiamo visto ieri l'Under 21, il gioiello di Ambrosino che aveva un po' illuso, poi si è messo l'arbitro di mezzo per evitare che l'Italia raggiungesse le semifinali di questo europeo. Ecco, io continuo a dire che Ambrosino è un calciatore che secondo me ha talento, avrà futuro, ma bisogna incanalarlo bene questo futuro, cioè creare davvero un progetto importante attorno a questo ragazzo, perché anche ieri ha dimostrato di avere dei colpi mica da ridere. No, il ragazzo è bravo, c'è poco da fare, certamente non è, lo diciamo oggi per aver visto il calcio di punizione battuto magistralmente ieri contro la Germania, ma che il ragazzo abbia le qualità e che ci sia dinanzi a lui una strada spianata per una carriera importante, questo non è un mistero.
Però voi sapete come meglio di me il discorso dei giovani in Italia è un discorso molto particolare. Non siamo coraggiosi e in questo non siamo coraggiosi ci metto tutti, Napoli compreso. Anche perché poi le esigenze della piazza, parlo di piazze importanti, quelle che giocano per vincere, e Napoli è tra queste, le esigenze di questa piazza a volte costringono i giovani ad avere poche chance. O sei un giovane talmente forte, sei la Minghia Mal di turno, dico per dire, che ne nasce uno ogni chissà quanti anni e quindi non hai difficoltà. Penso alla scelta della buonanima di Mihajlovic quando mise in porta Donnarumma titolare a 16 anni. Ecco, o sei un mostro, sei un fenomeno, oppure noi abbiamo questa pessima abitudine di quel modo di dire deve farsi le ossa, e questo farsi le ossa spesso significa che le ossa si spezzano, perché tanti di questi ragazzi poi non superano quel periodo di crescita in squadre rabberciate all'ultimo momento, di categorie particolari, dove si gioca su campacci e tutto quello che conosciamo di queste serie inferiori. Molti di loro si perdono, il coraggio non c'è e credo che faccia fatica a pensare che il coraggio possa tirarlo fuori l'Italia di qui a breve per lanciare i giovani seppur bravi. Questo discorso del farsi le ossa continuerà chissà ancora per quanto tempo, con buona pace di quelli che invece sono bravi e che fanno fatica a trovare posto, perché poi lo stesso discorso vale per il tifoso ama il giovane, sponsorizza il giovane, poi in squadra se il giovane fa un errore, ma che è giovane, l'esperienza, ci vuole il giocatore di esperienza, anche noi mettiamo un po' di, anche noi che commentiamo mettiamo un po' di pressione sugli allenatori e sulle loro scelte. Purtroppo vige quel concetto del bisogna portare a casa il risultato, e lo porto a casa sbagliando questo concetto, lo porto a casa col giocatore esperto, tante volte invece lo puoi portare a casa col giocatore giovane, perché proprio è anche libero totalmente dalla pressione. Carlo, che impressione ti ha dato il comunicato del Napoli? Mi ha dato l'impressione, allora, il comunicato è giusto, voglio fare chiarezza, perché? Perché stabilisce un concetto, tra l'altro a me molto caro: nel bene e nel male il calcio funziona per componenti, quando le componenti lavorano all'unisono si va in un'unica direzione, non bisogna mai personalizzare né complimenti né critiche. Il Napoli ha ribadito un concetto, è la società sportiva Calcio Napoli, SSCN, che porta avanti le trattative, non è la società sportiva Calcio Ponte, SSCC. E viva Dio, perché anche nel racconto nostro c'è sempre Conte, solo Conte, ma non funziona così, funziona che c'è un allenatore che indica, un direttore sportivo che porta avanti, un presidente che chiude la trattativa mettendosi la firma. È giusto che sia così, l'Apple ha fatto benissimo a ribadire questo concetto, perché si lavora tutti spalla a spalla, lo staff tecnico con Antonio Conte, lo staff dirigenziale con Manna e il presidente. Quindi io credo che questo comunicato va nella direzione di dimostrare al resto d'Italia, qualora ce ne fosse ancora bisogno, e purtroppo vedo che poi con i commenti ce n'è sempre bisogno, che questa è un'oasi felice, quella di Napoli, perché si lavora tutti spalla a spalla per un unico grande obiettivo: cercare di arrivare ad aumentare il tasso tecnico di questa rosa a fine mercato. Ho letto di commenti improvvidi, di commenti fuori luogo, di commenti improntati all'antinapoletanità evidente, dove è chiaro stanno ancora rosicando maledettamente per lo scudetto del Napoli, per la conferma di Antonio Conte. È noto che in un'area geografica d'Italia ben definita, quella che va dal Garigliano in su, stanno ancora sguazzando il veleno. Voglio ricordare a Rossipoli che se si sguazza troppo nel veleno si rischia di rimanere affogati nel veleno. Stessero molto attenti, perché quello che dicono del Napoli potrebbe ritorcersi contro questi signori che stanno ancora, secondo me, a soffrire maledettamente la vittoria dello scudetto degli azzurri.
Carlo, e tra l'altro, insomma, vedere anche un Napoli così attivo sul mercato, con questa disponibilità economica, con i nomi che vengono accostati al Napoli, di certo non fa che è proprio questo. acuire Allora, ulteriormente. vince lo scudetto con Conte al primo anno, riconferma Conte a dispetto di un pensiero comune, c'ero anche io tra questi, che pensava che Conte potesse andare via. 3. Prendi Kevin De Bruyne e inizi a trattare una serie di calciatori che hanno un tasso qualitativo, io non faccio nome, ma hanno un tasso qualitativo, no, ma questi cosa devono fare se non incominciare a continuare a rosicare maledettamente? Chi si augura il litigio tra De Laurentiis e Conte non ha capito nulla, non sa nulla di Conte e De Laurentiis, perché io ho visto un tweet di risposta al comunicato che era un copia e incolla di giugno 2024. Questo signore ha dimenticato, già l'avevamo letto il tweet, dopo un anno lo riproporrà a giugno 2026, se ne devono fare una ragione. Conte e De Laurentiis sono destinati a continuare il loro matrimonio e a fare il bene del Napoli, perché entrambi vogliono il bene del Napoli e dei napoletani. Se ne faranno una ragione, lo sai come? Continuando a vincere. Il Napoli è destinato a continuare a vincere. Che poi erano gli stessi che lo davano già a Torino, tra l'altro, Carlo, quindi non è che inventiamo qualcosa di nuovo. Carlo, giustamente abbiamo aperto anche questa telefonata dicendo, sperando che sia una settimana azzurro-Napoli, vabbè che lo è sempre, poi magari può essere anche un po' più accesa per quanto riguarda il mercato. Il nome di Dan Ndoye in questo momento del Bologna, io credo che, a proposito di mettere tutti d'accordo, De Laurentiis, Conte e Manna, ecco, sia un profilo che probabilmente accontenta un po' tutti, quello dell'esterno del Bologna. Forse non accontentano i 40 milioni richiesti da Felsine in questo momento. Mi hai rubato la battuta, perché stavo dicendo questo. È chiaro ed evidente che lavorando di comune accordo, presidente, direttore e allenatore, i nomi che escono sono nomi sui quali c'è il sì di questi tre personaggi ai quali ho fatto riferimento. Purtroppo di fronte c'è un Bologna che non molla, e credo che il Napoli non deroghi poi al discorso legato a non buttare mai via i soldi dalla finestra. Il Napoli non deroga a quello che deve essere il giusto atteggiamento di un club che, nel pieno rispetto delle regole, questo inverno con Comuzzo o con Garnacio, ma più con Comuzzo che con Garnacio. Quindi il Napoli, anche se siamo in estate, comunque non deroga. Vediamo come andrà a finire, però il nome di Ndoye è un nome che, naturalmente, sul quale c'è il pieno ok dei soggetti in causa. Credo ci sia anche l'ok dello stesso svizzero a voler vestire la casacca azzurra, però il Bologna ha giusta ragione. Aldo Muro valuta il calciatore, secondo me, più del reale valore del calciatore stesso, però il mercato è questo, vediamo quello che accadrà. Non vorrei che qualcuno pensasse che la grande disponibilità economica del Napoli facesse diventare il Napoli il club disposto a buttare i soldi alla finestra. Questo non è mai accaduto e non accadrà mai. Anche avendo grande disponibilità economica, il Napoli resta, e fa benissimo, resta fermo sui suoi paletti e quindi non va oltre. Carlo, io stamattina apro la Gazzetta e leggo che De Laurentiis ha versato 16 milioni in tutta la sua storia da presidente del Napoli. Poi vedo i Friedkin, per dire da Roma, che hanno speso quasi 1 miliardo tra varie opzioni finanziarie. La mia domanda è perché De Laurentiis letteralmente viene, citando un modo di dire, viene trattato sempre come lo scemo del villaggio, invece di essere invitato a qualsiasi manifestazione finanziaria, come dire, signori, guardate cosa si è creato. Si fa così. Perché il calcio italiano ama il non rispetto delle regole. Il calcio italiano è fondato sui pasticci, sulle false verità. Il calcio italiano è proprio è storicamente legato e amante del poco chiaro, del poco trasparente. De Laurentiis rappresenta è il moralizzatore del calcio italiano. De Laurentiis è quel quale rispetta le regole, pretende il rispetto delle regole, è un uomo
rivoluzionario, e tu sai bene che i rivoluzionari non sono spesso amati. Basti pensare a tutto quello che è successo nel calcio di oggi, di terzo e di nuovo, è il riconoscimento De Laurentiis, l'ultima innovazione, quella fatta dal Consiglio dei Ministri, i contratti che passano per i calciatori che passano a 8 anni, altra battaglia voluta da De Laurentiis, e anche questo è andato in porto, lo sponsor sulla maglia, sul braccio, dietro al numero di maglia, tutte cose che De Laurentiis dice, al momento quando le lancia dice questo è pazzo, poi dopo tutti vengono a dama. Mi piacerebbe che ci fosse, tra virgolette, un partito pro De Laurentiis, il partito dell'onestà e del rispetto delle regole, per moralizzare sul serio il calcio italiano, però ti ripeto, il calcio italiano non vuole svecchiarsi, vuole rimanere ancorato a quel vecchio modo di fare, però chi la dura la vince, e De Laurentiis è di scorza dura, quindi io credo che alla fine vince De Laurentiis, vedrai. Che sia di scorza dura c'è poco da dire, caro Carlo, il presidente. E poi giustamente, come dicevi tu, guarda anche adesso il prolungamento dei contratti ad 8 anni, vecchia battaglia insomma del presidente De Laurentiis. Carlo, ti auguro una bella settimana azzurra, grazie mille per essere stato con noi. Ragazzi, buon lavoro, un abbraccio fortissimo, ciao. Grazie mille al collega Carlo Alvino. Abbiamo un'ultima ora. Vai Claudio, aggiornaci. Da Fabrizio Romano, Sì, su Darwin Núñez. sì, Claudio già la sta mettendo, così tra poco ve la facciamo anche leggere, perché qui dobbiamo, altrimenti non so che ho combinato qua, stavo impallando tutto. Benissimo. Qual è quest'ultimo ora, Claudio? Che Darwin Núñez ha dato il suo primo via libera al Napoli, E questa è una gran dopo aver bell'ultima ricevuto la ora. presentazione del progetto di Conte. L'accordo ora dipende dalla fattibilità finanziaria, dato che il Liverpool vuole un prezzo alto, importante, e anche lo stipendio sarà un argomento chiave. Però c'è quindi prima apertura di Darwin Núñez al progetto Napoli, e quindi questa è una notizia molto molto importante, molto interessante, e tra poco potrete leggere anche su Calcio Napoli 24.it. No, già c'è, vabbè Claudio, ma sei proprio fenomeno, è il sito che ci mette un pochino a caricare, però tra un poco lo andiamo anche a mostrare per il beneficio grafico di voi telespettatori. Vi ricordo poi tra l'altro gli appuntamenti: 14:30 il telegiornale con Claudio Russo, l'edizione serale del 19, dalle 15 alle 16 invece il filo diretto, tutti gli aggiornamenti mercato calcionapoli24.it. Io sto continuando a fare, come si dice una volta, F5, ora facciamo refresh della pagina in attesa che si aggiorni per quanto riguarda anche il supporto grafico, ringraziando sempre Dino Viola in redazione per quanto riguarda gli aggiornamenti su Calcionapoli 24.it. Claudio, insomma, mi sembra di capire che in questo momento, viste anche le tante voci di mercato, il Napoli cercherà di fare l'impossibile per arrivare a Darwin Núñez, altrimenti poi si procede con Lucca. La sensazione più o meno è questa. Sì, anche perché il Napoli l'abbiamo visto anche per quanto riguarda i centrali difensivi, i terzini, ci sono tanti nomi trattati, poi si punta a quello che ti dà più ok possibili, come vogliamo metterla. E è chiaro che Núñez sarebbe un giocatore forte. Molto forte, quest'anno male, va bene, per però, presente e futuro. Però quando Darwin il discorso che facevamo Darwin prima. Núñez era al Benfica, apriti cielo, il giocatore più forte del mondo. Non era così, però è un giocatore forte. E quindi vediamo. E tanto, caro Claudio, siamo al 23 di giugno, hai voglia di fare, quindi c'è tempo. Questa è l'ultima ora che Claudio ci ha detto poco fa. Núñez ha dato il suo primo via libera al Napoli, l'accordo dipende però da un altro fattore. Le ultime che arrivano da Fabrizio Romano: Darwin Núñez ha dato il suo primo via libera al Napoli, aperto al trasferimento dopo aver ricevuto la presentazione del progetto di mister Antonio Conte. L'accordo dipende però dalla fattibilità finanziaria, dato che il Liverpool vuole un prezzo di trasferimento importante e anche lo stipendio sarà un argomento chiave, ma fuoco lento procede Darwin Núñez e il Napoli. E con questo aggiornamento, caro Claudio, ci avviamo alla chiusura di Calcio Napoli 24 Live, ovviamente ringraziando tutti coloro che ci hanno seguito al canale 79 Provincia Napoli e Caserta del digitale terrestre, la nostra chat, la nostra community di YouTube. Per chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi gratuitamente al canale YouTube di Calcio Napoli 24, perché sarà un'estate ricchissima sul nostro canale YouTube, ma non
solo, l'addio di Hamsik, i ritiri, il calciomercato, tutti gli speciali che stiamo programmando per voi, abbiamo un admin già pieno di speciali. Ti rendi conto? Noi manderemo in diretta l'addio al calcio, 2 addio al calcio. Forse possono diventarne anche ancora di più, tra l'altro. Perché? Noi abbiamo, tecnicamente sì, perché noi abbiamo Marek Hamsik, Dries Mertens, tecnicamente Pepe Reina, l'ultima partita e ce n'è la anche gioca. un quarto. Chi è il quarto? Callecon. È vero, anche José Caballero. Quindi 4 addio al calcio di 4 leggende del Napoli in una, praticamente solo ed esclusivamente su Calcio Napoli 24 TV, ovviamente per l'Italia. Grazie a Dino Viola sempre che ci dà il supporto in redazione. Detto questo, Claudio, finisce qua Calcio Napoli 24 live, appuntamento con te alle 14:30 e alle 19 con il TG. Grazie Claudio. Va benissimo, a dopo. Grazie ancora al nostro grandissimo Claudio Russo, ringrazio anche Vittorio Bernardo in cabina di regia, Bruno Galvan e anche Dino Viola all'ufficio stampa. Da Riccardo Catapano è tutto, con me invece ci ritroviamo alle 15 con il filo diretto. Calcio Napoli 24 live torna domani. Buona giornata a tutti.